Bene, eccoci qua, una buona nuova settimana. Questa qui che va dal giorno 28 giugno al 4 di luglio. Quindi è tempo di raccogliere e dare il benvenuto ad una nuova settimana, quella che va dal 28 giugno al 4 luglio. Quindi saluteremo un mese per iniziare un nuovo che potrebbe regalare tante emozioni e belle idee. Però prima di iniziare volevo ricordare a tutti quanti voi che il sottoscritto non si occupa solo di oroscopo, bensì sono un ricercatore e operatore di scienze esoteriche. Ciò vuol dire che dopo continue ricerche esoteriche in cerca di antichi rituali magici, se vogliamo dire così, riesco finalmente a dare il meglio per quanto riguarda lavoretti esoterici, chiamiamoli così. Quindi mi occupo particolarmente di legamenti e ritorni d'amore. Quindi per le persone che sono state lasciate dal proprio compagno o compagna, per coloro che sono state lasciate dai propri mariti, dai propri fidanzati e via via, io posso intervenire in aiuto nel creare un ritorno d'amore o addirittura un legamento d'amore, facendo impazzire per voi la persona amata, legandola a voi pazzamente. Quindi tutto questo è chiaro, non perché non in un battere d'occhio, perché la bacchetta magica non ce l'ho. Bisogna lavorarci ed analizzare prima il caso. Quindi come si fa? Allora, se voi siete convinti di amare ancora la persona che vi ha lasciata e volete che lui torni da voi o lei torni da voi, non vi resta altro di chiamarmi ai numeri che vedete sovraimpresso nello scrollo, mi raccontate la vostra storia e io sarò in grado di darvi una risposta, se è possibile intervenire oppure non è possibile. Ok? Se avete questo tipo di problemi, chiamatemi e io sarò a vostra completa disposizione. Bene, allora adesso andiamo alla lettura dell'oroscopo della settimana, appunto, che dal 28 giugno al 4 luglio. Iniziamo col segno dell'Ariete. In amore, sarà una bella settimana, principalmente per il fatto che Venere sarà in ottima posizione. Per le emozioni e i sentimenti di coppia saranno dei giorni fantastici e di certo non mancherà la passione, ma anzi qualcosa in più. Pure se siete single potrete sperare in dei nuovi incontri, eppure qui potrebbero esserci dei giorni particolarmente passionali e romantici. Nel lavoro sia Mercurio che Marte saranno in buona posizione. Sul lavoro saprete come muovervi, cosa fare, come comportarvi. Avrete anche la luna che vi sosterrà in alcuni giorni, per cui nulla potrà andare storto in ufficio. Il segno del Toro. Amore. Venere non sarà troppo amica in questa settimana.
probabilmente dovrete reggere delle incomprensioni e delle discussioni con il vostro partner. Nervosismo che non aiuteranno affatto. Potrete però contare sul weekend, ma soprattutto sulla domenica, che chiarire determinate cose, e chissà che in questo giorno non arrivino novità pure per chi è single. Nel lavoro la stanchezza si farà sentire parecchio e le stelle non vi aiuteranno per niente. Marte sarà sfavorevole e non vi sosterrà con le forze e le energie, che saranno quindi particolarmente basse. Il segno dei Gemelli. In questa settimana tra giugno e luglio il pianeta dell'amore tornerà finalmente in buone posizioni. Nelle relazioni o nelle nuove conoscenze le cose andranno quindi molto meglio. Nonostante ciò potrebbero esserci dei giorni un po' nervosi in cui dovrete gestire le tensioni del momento. Stiamo parlando del martedì e del mercoledì. Nel lavoro per voi gemelli potrebbero arrivare delle novità veramente buone per il settore professionale. Ci saranno dei giorni decisamente interessanti sotto questo punto di vista. Dovrete darci dentro soprattutto il lunedì, il giovedì, il venerdì e pure il sabato, quindi sarà una settimana di fuoco. Il segno del Cancro. Amore. C'è da dire che in questa settimana Venere non sarà nel vostro segno, ma le cose in amore non andranno così male. Anzi, per le relazioni saranno comunque un periodo positivo e pieno di emozioni. Qualcuno in coppia potrebbe pure decidere di fare un passo in più o comunque manca poco ad una bella novità col partner. Se avete il cuore libero potrebbe essere il momento giusto per un nuovo incontro. E chissà. Sul lavoro per voi del Cancro invece ad inizio settimana la Luna dovrebbe portare buone nuove. L'umore e le energie non mancheranno. Dal giovedì invece potrebbero iniziare dei piccoli disagi. Bisognerà fare attenzione ai nervosismi per non avere poi problemi sul posto di lavoro. Il segno del Leone. Amore. La nuova settimana inizierà con un umore basso, ma Venere per fortuna porterà poi delle novità. Si potrà infatti recuperare con i sentimenti e pure con lo stato d'animo. Il vostro partner sicuramente sarà fondamentale in questo e il suo supporto vi sarà d'aiuto. La luna di fine settimana sarà fantastica per le coppie innamorate, non si escludono dei bei incontri per chi è ancora solo e in cerca di nuove emozioni. Il lavoro, invece, dopo un inizio poco entusiasmante, si ritroveranno le grandi energie per affrontare al meglio gli impegni. Le stelle potrebbero portare quindi a novità. Il carattere e le idee per fare e dare avanti, e andare avanti non vi mancheranno di certo. Il segno della Vergine, amore. Non saranno sempre giorni troppo tranquilli questi tra la fine di giugno e l'inizio di luglio. Per l'amore comunque non sono previste grosse novità, né per chi sta insieme da tanto tempo e né per chi vorrebbe tentare un nuovo approccio con qualcuno. Le stelle non saranno delle migliori e voi sarete un po' troppo presi dagli impegni professionali.
un po' meglio durante il weekend. Nel lavoro Mercurio sarà in una posizione sfavorevole e questo significa che in ambito professionale potrebbero esserci svariati problemi. Per i progetti potrebbero esserci degli intoppi, non mancheranno dei giorni un po' nervosi e non vi si potrà dare torto. Occhio a queste stelle birichine. Il segno della bilancia, in amore. Dopo un periodo non troppo semplice, in questi giorni il pianeta dell'amore tornerà finalmente in buon aspetto. Di nuovo equilibrio, armonia e passione con la vostra dolce metà. Quindi la luna potrebbe non farvi sentire al top, ma non dovrete cascarci. Sarà meglio guardare alle cose con ottimismo. L'inizio settimana potrebbe essere importante per i single. Nel lavoro invece il momento migliore sarà l'inizio di lunedì, poi dovete affrontare l'opposizione della Luna che potrebbe portare un po' giù la voglia di fare. Dovrete credere fondamentalmente nei vostri progetti. Il segno dello Scorpione. In amore, se siete impegnati in una relazione amorosa, Venere potrebbe portare dei problemi. Ci saranno dei disagi col partner e potrebbero facilmente nascere dei brutti litigi di coppia. Certe situazioni potrebbero farvi pensare pure a dei dubbi nei confronti della storia. Dovrete riflettere un po'. Ancora poche novità se avete il cuore libero dagli impegni. Nel lavoro la luna potrebbe avvantaggiarvi e portare un pizzico di fortuna, principalmente tra martedì e mercoledì. Dovrete fidarvi poco della domenica in cui le energie e l'umore non vi faranno credere abbastanza in voi stessi. Il segno del Sagittario, amore. Il pianeta dell'amore avrà un grande ruolo in questo periodo dell'anno. La posizione di Venere sarà bellissima e garantirà belle emozioni per le coppie, ma pure per i single. Se avete voglia di fare il massimo con i sentimenti, sarà importante sfruttare le giornate del lunedì, del giovedì e del venerdì, in cui le stelle potrebbero favorirvi molto di più. Sul lavoro Mercurio sarà in opposizione, non sarà una settimana di grandi risultati, purtroppo dico, per fortuna potrete sempre sperare nel periodo annuale più in generale. Giove infatti vi porterà soddisfazione entro questo 2021. Capricorno, in amore. Finalmente Venere non sarà più sfavorevole e non dovrete far altro che godervi appieno questa settimana. Con il partner tornerà quell'armonia di coppia e forse vi era un po' mancata ultimamente, che solo potrà sperare in un nuovo ed entusiasmante incontro. Chi invece si è lasciato ancora non si sentirà in grado di intraprendere altre conoscenze, ma solo per il momento, solo per ora. Il lavoro, se avete voglia di novità lavorative, dovrete cercare di impegnarvi in particolar modo intorno all'inizio della settimana. Fino a mercoledì la Luna potrebbe portare a qualche colpo di fortuna. Il segno dell'Acquario, amore. Venere sarà in opposizione in questi giorni e ovviamente non vi aiuterà nei rapporti nuovi e nelle relazioni stabili. Ci saranno delle incertezze, i dubbi maggiori riguarderanno in particolare tutte queste storie d'amore che non sono iniziate proprio da poco tempo.
non si esclude che si possa trovare la giusta serenità anche in questi casi. Lavoro invece potreste essere un po' stanchi in questo momento, non sempre potrà giovare sui nuovi progetti e su tutti gli impegni di tipo professionale. Purtroppo questa opposizione di Marte non vi aiuterà troppo. Meglio darsi da fare nei prossimi giorni della settimana. E infine il segno dei pesci. Amore. Bella settimana per i sentimenti. Potrete puntare tutto sulla domenica, che sarà un giorno particolarmente buono per le emozioni. Se siete impegnati sarà infatti un periodo decisamente pieno di romanticismo e passione. Non si esclude nemmeno che proprio in questa nuova settimana i single non possano incontrare qualcuno di speciale. Nel lavoro Mercurio non sarà in una buona posizione e potrebbero nascere dei problemi sul posto di lavoro. Occhio quindi a come vi comporterete, perché potrebbero esserci pure dei battibecchi poco piacevoli con colleghi e collaboratori. Bene, anche questo oroscopo di questa nuova settimana, che va dal 28 giugno al 28 giugno al 4 luglio, è terminato. Non resta che buttarlo a voi in rete e godervelo. Quindi ascoltatelo attentamente, perché dietro a questo oroscopo ci sono grossi sacrifici. Se avete bisogno di me, i miei numeri, perché ho 2 numeri, li trovate qui nello scrollo. Prendete il numero, scrivetelo su un fogliettino, poi chiamatemi e raccontatemi la vostra storia d'amore per potervi dare un aiuto. Bene, a tutti voi io vi abbraccio, vi rinnovo l'appuntamento per la prossima settimana e, come dico sempre io, che le stelle siano sempre con voi tutti.